Armati di coltello, volto travisato da passamontagna, hanno bloccato, minacciato e rapinato due amiche che stavano tornando a casa dopo una serata a Treviso. Il grave episodio è accaduto nel cuore della città lunedì scorso, poco prima di mezzanotte, nel parcheggio Cantarane. Le vittime sono due amiche, una 23enne di Treviso ed una 21enne di Ponzano Veneto. I banditi, una ragazza ed un ragazzo, entrambi ventenni, coltelli in mano, hanno strappato la borsa ad una delle giovani con 35 euro, poi si sono fatti consegnare 50 euro dall'altra. Sono fuggiti al richiamo di aiuto delle due vittime, un esercente commerciale ha cercato di intercettarlo, ma a sua volta è stato minacciato. Poi con l'arrivo del 112 siamo riusciti a arrestarli in flagranza di reato. I due malviventi sono stati fermati in via D'Annunzia, ancora in possesso delle armi dei passamontagna e del denaro sottratto alle vittime. Entrambi conosciuti alle forze di polizia sono componenti delle baby gang che gravitano in città. I due si trovano agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Ed ancora un altro giovane 18enne è stato arrestato dai carabinieri di Macerata dopo un'articolata indagine. Sarebbe il responsabile di 3 rapine ai danni di minorenni avvenute tra Macerata e Treviso. Il primo episodio è avvenuto a Macerata il 27 di luglio, quando insieme ad alcuni coetanei aveva affrontato un 17enne per poi schiaffeggiarlo al rifiuto di questo di consegnare il denaro, e nelle circostanze gli è stato strappato anche un iPhone. Gli altri due episodi invece riguardano Piazza Pio X, in questo centro, dove due ragazzi sedicenni erano stati rapinati, l'uno del portafoglio e l'altro di una collanina, che era stata strappata nel momento in cui avevano, uno dei due sedicenni aveva cercato di difendere l'altro. Il 18enne straniero di seconda generazione è un volto noto alle forze dell'ordine. Le indagini hanno inoltre accertato che il giovane alcuni giorni dopo ha violato un foglio di via obbligatorio dal comune di Treviso emesso dal questore. L'attività investigativa dei carabinieri, spiegano gli investigatori, ha permesso di ricostruire con precisione i gravi episodi e di restituire un chiaro quadro delle responsabilità, assicurando alla giustizia un giovane già autore di più atti di violenza contro i suoi coetanei.